Buonasera a tutti amici azzurri, è sempre Forza Napoli, aiuto, sempre comunque e dovunque, perché tutto il resto è munnezza e sicchi e merda, aiuto. Una buona sera da parte mia e dei ciucciarelli, anche in terra ferrarese, aiuto. Stanno sempre con me piccanti e bi. Guarda raga, meno male che abbiamo pareggiato, ma sempre grazie all'ingresso di Mertens, perché io l'ho sempre detto che quando entra Mertens si cambiano i partiti, non ci sta niente da fare, non c'è niente da fare. Infatti se ne è sceso pure a cioè, a gol mi pareva pazzo, mi sentivo su lì l'amico mio, mamma mia. A dire la verità, allora ragazzi, è stato un primo tempo non tanto brillante, però di fronte, raga, avevamo anche l'Atletico Bilbao, non ci dimentichiamo, perché non è che ha fatto la squadretta, che tutti quanti stanno a criticare, sempre a dire sempre le stesse cose, ma abbiate un po' di pazienza, e che diamine, e che sangue la miseria, e che sangue chi vi appicciano. Ma che diamine, state sempre a criticare, aspettate, il calciomercato ancora non si chiude, aspettiamo. Ma come si fa? Poi, vi ripeto, il primo tempo, come ritornando sulla partita, il primo tempo è stato un primo tempo non tanto bello. Insigne si è fumato un gol quanto una casa, un campione di quella maniera e dice che la mi posso permettere pure di parlare riguardo Insigne. Insigne, allora ti voglio dire una cosa, però te lo dico spassionatamente, un po' a questa parte stai diventando paranoica, ma paranoica, frate, si andate paranoica. Allora non accetti le critiche. Avevo comandato tu. Oh, non ti portarmi i soldi, frate, lo sai o no che ti portarmi i soldi. Se hai visto come asciutto tu sei accagnato la partita, poi vuoi parlare pure, fai pure vicino o pubblica così, quando ti pigli l'applauso è buono, poi quando ti pigli i fischi vai in freno. Ecco qua, poi un'altra cosa. Ecco, si vede che non c'hai spirito di squadra tu, perché noi abbiamo pareggiato, ti hanno inquadrato stivo come moriamo. Oh, oh, ma quando sfacciamo bene, ne? Oh, da un'ora a maggio, si da spastriato, poi sottoscritto schifa viking, te ne può pure, perché mi c'è proprio sfastriati lì. Sinceramente, a stai portando papà lui, ma chi ti credesse, chi ti credesse, o pataterno fra, chi ti credesse, fammi capire, o pataterno, ma fammi piacere, accetta le critiche, è muto, perché mo sei, devi stare muto, perché non sei in grado attualmente di parlare. Mertens è 10 volte più forte di te, mettetelo qua, è inutile che parlate, ma mi prenderò anche le critiche, ma chi è d'accordo con me lo può pure dire, ha pure chi non è d'accordo, perché giustamente la critica anche fa parte del gioco ed è normale, però non si può permettere, Insigne e fa tanto super sapere, l'aumenti, ma mi andare a zappare a terra, ma mi andare a zappare. Allora io ci ho fatto caso una cosa, ci ho fatto caso, la grinta che c'ha Mertens pure un po' un coppo calcio d'angolo, che la palla sta chiedendo fuori e ci crede con quella di Insigne. Perciò mica volimmo parlare, mica volimmo parlare, che volimmo parlare, facetemi capire, fatemi capire. Perciò alla fine stai muto, devi stare muto e basta. Allora, ricordatevi una cosa, chi non onora e suda la maglia, per me se ne può pulire. Perché io amo la maglia, non un singolo giocatore. Tu puoi essere pure partenopeo. Per me sono illuso e asciuti capo. Per me, in questo momento, sono illuso e asciuti capo. Quando segni e fai che li partiti, ok, che ben venga fatto partito, ok, ci sta. Ma attualmente, questa partita qua, se è stato penoso, vergognoso, è entrato Mertens e ha cagnato la partita, perciò devi stare muto, muto e sta. Poi, ritornando sempre sui singoli giocatori, a me mi è piaciuto molto, anche se non lo posso fare, Gargano. Gargano, questa è con tutte le amichevoli, Gargano sta giocando bene. Ogni tanto fa il passaggio sbagliato, però la partita sua se la fa.
Micio, ma che te ci dici? Mici, che te ci dici? Tu la li vedrà, tieni uno specchio rosso quando è una casa, uno specchio rosso per la Reggio Caserta, gli specchi della Reggio Caserta, niente di meno tu che fai passare a con, ma come si fa? Micillo, come si fa? Mannaggia, la lontano, mannaggia. Comunque raga, il risultato è tutto aperto, 1-1, è inutile piangerci addosso, giustamente potevamo fare di più, però io vi ripeto, di fronte avevamo sempre l'Atletico Bilbao, non ha fatto la squadretta. Perciò raga, io vi saluto da Ferrara e tutto, insieme ai ciucciarieri, voglio sempre forza Napoli, sempre comunque e dovunque, perché tutto riesce è monnezza a sicchi e merda. Ah, a proposito di sicchi e merda, ma quasi quasi parrucchino topata zolluso portasse sfiga che stai canto presidente a portasse sfiga, secondo me quello con 1-0 l'Atletica stai godendo con mano ricci e invece un ricci a cacciare le spine e noi stiamo godendo, perciò parrucchino topato non deve venire a parecchio il partito no, meno male che noi giochiamo fuori casa, lasciate con me vicini questi partiti. Voglio di nuovo vi saluto, insieme ai ciucciarelli me, è un forza Napoli, sempre comunque e dovunque, perché vi ripeto sempre, tutto riesce, è un monnezzo. Ciao belli e forza Napoli.